Sfondo blu, 12 stelle, 2 tricolori e la scritta Ambiente 2050. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e Davide Crippa, ex capogruppo alla Camera, presentano la nuova associazione politica dopo la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle, un laboratorio che guarda a cittadini, associazioni, imprese, insegnanti e agli amministratori locali per porre le questioni ambientali al centro dell'agenda politica da oggi al 2050. Ma come si colloca questo nuovo soggetto politico in vista delle elezioni del 25 settembre? Il tempo stringe e tra una decina di giorni le liste dovranno essere chiuse. Il nostro interesse in questo momento è poter dare una voce in più, una voce autorevole a tutte quelle persone che in questo momento guardano al tema ambientale, ed è chiaro che lo faremo all'interno della parte progressista, dove noi 5 addirittura ci troviamo, siamo sempre stati all'interno di quella parte progressista. Dialogo aperto dunque con il fronte progressista. Questa sarà un'associazione e che sarà un contenitore politico. Sicuramente non presenteremo le liste per andare a raccogliere firme. Oggettivamente ci presentiamo come un'opportunità per creare un collegamento tra un'esigenza e la politica. Interlocuzioni con il PD in corso, ma ancora in divenire. Su questo fronte mi sembra strano non poter dialogare col Partito Democratico, nel senso che ci dialogavamo prima, da capogruppo l'ho sempre fatto. Oggi presentiamo questa associazione e poi sono convinto che matureranno delle possibilità per parlare di temi. A noi in questo momento interessa parlare di temi